usiamo questa agorà per parlare perché altrimenti siamo più distratti dalle pizze del microfono che non da quello che viene detto. Allora, dicevo che l'ha descritto bene Davide, c'è una legge che è stata approvata dalla stragrande maggioranza del Parlamento, della Camera dei Deputati, il 4 novembre, che è stata subito trasferita al Senato. Voi sapete che nel frattempo ci sono state delle vicende importanti, anche dolorose, come un'altra ondata della pandemia, una crisi politica che ha visto il cambio di governo, però noi sappiamo che un conto è quello che fa il governo, un conto sono le leggi che vengono approvate in Parlamento. Ci hanno insegnato sin da piccoli che i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono poteri autonomi, separati, per una democrazia matura e liberale. Ora, noi sappiamo che tutte le leggi sui diritti civili sono state approvate anche in momenti difficili. La legge sul divorzio è stata approvata nel bel mezzo dell'emergenza del terrorismo, anche le altre leggi sui diritti civili. C'era sempre una crisi economica, c'era sempre un momento difficile. Però il Parlamento, in quanto sovrano e rappresentante del popolo, non può fermarsi ogni volta, deve continuare ad approvare soprattutto le leggi che riguardano i diritti umani e la dignità delle persone, perché in questo Paese i crimini d'odio sono un'emergenza vera e propria. Noi siamo, secondo i dati che abbiamo a disposizione, non essendoci un reato, dunque è difficile trovare i dati, siamo il paese in Europa con il più alto numero di crimini d'odio, innanzitutto misogino nei confronti delle donne, che proprio durante la pandemia oggi è all'apice, perché gli abusi dentro le mura domestiche sono aumentati esponenzialmente, i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTQI+, che subiscono quotidianamente, lo vediamo tutti i giorni, aggressioni, istigazioni all'odio per la loro condizione personale, e i crimini d'odio nei confronti delle persone con disabilità. Una politica di discriminazione di Stato che vuole partire dalla limitazione delle libertà personali per arrivare alla limitazione della democrazia in quei paesi. Ecco perché una legge come questa non ha solo degli effetti positivi per la protezione e la tutela delle vittime dei crimini d'odio, ma anche un portato culturale e politico molto più ampio, perché l'Italia deve decidere finalmente se voler essere un paese pienamente civile e stare con i paesi più avanzati dell'Europa, oppure lentamente scivolare verso quei paesi che discriminano sistematicamente le persone e limitano le libertà individuali e i diritti umani. Ecco perché, nonostante ci siano due forze politiche in particolare, la Lega e Fratelli d'Italia, che stanno utilizzando tutti gli strumenti ostruzionistici per fermare la legge, al Senato si sta verificando una cosa molto vergognosa, cioè che una legge non viene fermata perché c'è un voto democratico, perché una commissione si esprime, perché il voto in aula si esprime, ma perché si stanno utilizzando dei cavilli regolamentari e dei continui rinvii che sono nelle mani del Presidente della Commissione Giustizia, che per sua prerogativa ha il potere di calendarizzare o meno. Ma questa prerogativa al Presidente della Commissione Giustizia gli viene data non perché è un esponente della Lega, ma perché è il Presidente della Commissione Giustizia del Senato e dunque un uomo delle istituzioni, che dovrebbe avere a cuore la sensibilità prevalente del Parlamento e agire di conseguenza. Invece purtroppo abbiamo visto che non è così. Dunque io faccio un ulteriore appello dicendo: questa è una legge che vuole il Parlamento, il Senato, la Commissione, perché i numeri lo dicono chiaramente. Non si ostacoli con
trucchetti, espedienti, giochi di regolamento, una legge solo perché non si ha il coraggio di dire che si vuole continuare a tenere questo Paese sotto il scacco dell'odio misogino, l'odio omotransfobico e l'odio abilista. E dunque è per questo che è importante che tutte le persone si muovano e esercitino il loro controllo dal basso e dicono chiaramente che non è accettabile una situazione del genere, che io considero una forzatura democratica. Ecco perché questa legge è importante, anche per un semplice fatto. Molte persone dicono ma una legge c'è già, se uno viene aggredito è comunque punito. In realtà non è così, perché se tu non dai un nome al movente, al reato, se uno mi viene a picchiare perché sono gay, questo vale alla stregua di uno che mi picchia perché magari abbiamo litigato per un parcheggio, perché gli ho dato un pestone sul piede. Cioè, capite, il tema dell'istigazione all'odio, dell'aggressione che è motivata dalla condizione personale dell'individuo, cioè non da quello che io faccio, ma da quello che io sono, è una cosa inaccettabile per un paese civile. Ecco perché esiste già una legge, la legge Reale Mancino, che combatte i crimini d'odio per razzismo, odio religioso e nazionalità, e con lo stesso criterio noi la vogliamo estendere anche all'odio misogino, lesbo, bitransfobico e abilista. Questa è una questione di civiltà, non c'è altro da dire e speriamo ovviamente di farcela, ma grazie anche all'aiuto di Padova, visto che, come dire, Padova è sempre al centro dell'attenzione, vi sento di dire che ho la sensazione che ce la faremo. Sarà molto duro il cammino, ma ce la faremo. Grazie.